siamo con il Fantino Starna. Oggi è proprio il suo compleanno, quindi innanzitutto tanti auguri. Grazie. Quanti anni compie il Fantino della Contrada del Riccio, ricordiamo? 30. 30 anni. 30 anni si compiono una giornata particolare per Piancastagnaio. Avevamo già anticipato che si sarebbe corso con mezzo sangue e proprio l'altro giorno c'è stato il verdetto finale da parte del Ministero. Sì. Una sua dichiarazione a riguardo. Sicuramente sarà più difficile come pista. Come? È pista più pesante per mezzo sangue. Quindi secondo lei come esperienza di Fantino può dire che il passaggio dal puro sangue a mezzo sangue creerà dei problemi proprio come fondo? Come fondo, sì. E quindi soluzioni. Bisognerebbe fare qualche giro. Bisognerebbe togliere qualche giro oppure rendere la pista più leggera. Dal punto di vista del Fantino qual è però, al di là di tutto, lei si deve immaginare come contrario il Riccio, quest'anno no, dal prossimo anno, sopra un mezzo sangue ad oggi. Lei cosa farebbe? A partire dalla mossa in poi, considerando che la pista è quella di oggi. Ma la mossa andrebbe anche bene, sicuramente bisogna alleggerire il fondo. Tutto qui. Però il fondo è quello lì. Come Fantino come si comporterebbe? No, non può far così. A 30 anni ci si scherza più. Anche perché ricordo abbiamo anche la concorrenza Fulmine e abbiamo anche la concorrenza di Dondolo, che dobbiamo fare questa intervista un po' fra tutte e tre, i veri Fantini di Piancastagnaio. Ecco, torniamo a mezzo sangue, quindi. Al di là di tutto, è giusto o non è giusto? Ma io lasciavo puri. Lei avrebbe lasciato. Però la legge. No. Sì, perché hanno paura che si facevano male, però io male in 30 anni non ho visto fare male a nessuno. Non ha visto nessuno. No. Non vorrei che andasse peggio in questo modo, perché molti suoi colleghi dicono è proprio il motivo per cui i puro sangue saranno un po' abbandonati, un po'. Anche i Fantini investiranno di meno, le scuderie, che dice? Nei pali di provincia, nelle corse di provincia. Sì, sicuramente andranno a diminuire il puro sangue. Come contrario del Riccio, il Priore ha parlato col capitano, col Priore? Lupo Mannaro dovrebbe aver parlato col Priore. Ecco, ora ha chiamato a casa, scusi. Sì, vieni qua. Fai una foto. Allora. No, a parte. Comunque, quindi possiamo dire al comune qualcosa da dire al comune a riguardo, qualcosa? Al rettore magistrato delle contrade? Insomma, la gente vuole sapere. È andata bene così? Sì. È andata bene così. Come contrario del Riccio, nessuna novità? No, sempre uguali. Puntiamo al 2018. Sì. Bene, grazie mille. Auguri ancora per i 30 anni. C'era una canzone che diceva 20 anni di galera dovrebbero darti per aver distrutto la mia vita. Ora non è che ci saranno 30 anni per aver distrutto il palio. Questa è la domanda un po' provocatoria. Come? Vabbè, grazie di tutto. Allora, spostiamo un attimino l'attenzione anche alla dirigenza della contrada del Riccio. No, prego, qui. Allora, partiamo col priore della contrada del Riccio. Ma si va per ordine di peso o di importanza? Per ordine di peso, di peso e dell'importanza. Allora, 30 anni del Fantino Starna coincidono con questa ufficializzazione, anche se 2 mesi fa avevamo già anticipato le cose, quindi sui mezzo sangue. Purtroppo coincidenza? No, noi abbiamo scelto un mezzo sangue per affrontare questo percorso. Lui ci rappresenta, perché il capitano sarà più tecnico, vi darà giustamente delle informazioni più precise. Ecco, lo stiamo inquadrando, prego. Ce lo teniamo stretto, questo lo voglio dire, che ce lo teniamo stretto. Ecco, però devo dire una cosa, che abbottonato sì, però un po' sulla falsariga di queste stagioni estive del calciomercato mi ha dato un po' l'impressione. Diciamo che ha letto un po' di giornali, ha visto di Donnarumma e si è un po' caricato il ragazzo. Le nostre possibilità sono bassissime. Praticamente con una merenda noi abbiamo intenzione di concludere il nostro debito verso di lui, quindi l'impegno per un'altra merenda è un altro paio. Per un'altra merenda, però mi ha detto che ormai tutto sarà per il 2018, la contrada ormai stava aspettando questo momento tra mezzo sangue e puro sangue. Mezzo sangue o puro sangue? Mezzo sangue o puro sangue?
del palio di Piancastagnaio. A Piancastagnaio. A Ah, il Piancastagnaio. palio di Piancastagnaio? C'è un palio a Piancastagnaio. C'era. C'è un palio a Piancastagnaio, si corre il 18 No, di noi agosto. probabilmente, però, visto che è ufficiale di Mezzo Sangue, È ufficiale di Mezzo non Sangue. parteciperemo. Non partecipa. Neanche nel 2018. Mi dispiace, ora passo la parola al capitano Ecco, perché questa, molto triste, questa è una notizia molto importante triste, molto- anche che riguarda ritiro i colori al nostro Fantino che ti puoi reputare libero, perché noi non partecipiamo con i Mezzo Sangue. quindi salta anche la merenda a questo punto. No, Oh, la La merenda. merenda una ancora gliela l'anno scorso, gliela daremo. Poi non so, poi il capitano ha delle strategie con i mezzi sangue, ma Capitano, signor Fabio Ferrazzani, qui come capitano, dirigente massimo nel periodo, qui si sentono notizie importanti perché il priore ha detto che ritirerà la contrada e quindi di conseguenza un po' il tutto in base al fatto di Mezzo Ma Sangue. secondo me il priore deve fare il priore, prima cosa, perché questa qui è stata una nostra strategia. Noi abbiamo optato per il mezzo sangue perché con il puro sangue avevamo poche possibilità. Quindi la nostra è stata una scelta giusta, forzata, e questa scelta ci dà un po' di possibilità di vincere il palio. è Perché ufficiale. è ufficiale. Stiamo parlando del palio di ufficioso. Piancastagnaio, di Innanzitutto non Piancastagno, avevo sì, capito che era sul Piancastagno. Montamiasa, sul 800 metri sopra il livello quello del di mare. 5 giri. No, 834. Sì. Guardi, noi sinceramente abbiamo fatto una mossa dall'inverno che ci proviamo a fare entrare questi mezzo sangue per questo motivo, perché con un fantino come il nostro Starna. Sarna abbiamo in qualche maniera non c'è la possibilità, no? Quindi ora dobbiamo trovare il modo di far scorciare qualche giro. Sì. Un paio di giri levamo. Questo l'ha già detto il Fantino Ecco, stesso. noi leviamo un par di giri e mettendo in mezzo sangue abbiamo delle ottime possibilità. Sì, Allora, sì. si riaprono nuovamente le porte. Allora, innanzitutto, il priore dice una cosa. Qui c'è una grande strategia, Starna. Però la posizione ormai deve essere chiara. O lei è il Fantino ufficiale. Poi dopo perché ci litighiamo, non è che si può andare Tra me e tanto lei ci avanti. litighiamo dopo. Tra un mese ci saranno già le prove. Già le prove al palio di Piancastagnaio sul Montamiasa. 800. No, Piancastagnaio. Ma pensavo si corresse con puro sangue. No, il palio di Piancastagnaio, mezzo sangue. Dica qualcosa perché cioè, qui lei ha un priore che dice in un modo, non dice l'ultima cena o l'ultima merenda, ma più o meno fa intendere qualcosa. Il capitano invece che dice è tutta una strategia. Starna, che si fa? in qualche modo la strigamo, nel senso ora il priore è un po' confuso, ci si riparlerà. E niente. E il capitano invece com'è? Che il capitano lo vede un po' troppo carico e anche lui è un po'. Tutte queste strategie, dico. Boh. Ma tu ti senti più pronto per mezzo sangue o per puro Ma sangue? io ero più per puro sangue. Ecco, Io ero più A per puro Piancastagnaio. sangue. A Piancastagnaio. Il palio intorno al campo sportivo. Io pensavo di essere altro posto. vabbè, allora a questo punto non ci rimane che Il proprietario della che- cavalla, il proprietario. ecco il proprietario Già. proprietario già Fantino di Piancastagnaio, Fulmine. E ora qui sono 30 anni del Fantino Starna. Però la notizia che avevamo già anticipato tempo fa sulla storia del mezzo sangue, e addirittura il vostro priore Sì, dice di per me- quale palio si sta parlando. Per mezzo sangue, secondo me, dato che vogliano mettere mezzi, ma vediamo se sono mezzi davvero, fate il lemo testo o il lemo tipo. Mettete che 1.000 euro a contrada se lo volete fare coi mezzi e chiamate la commissione veterinaria vera senza fare cazzate. Ecco, lei sta andando subito al dunque della situazione, però qui Starna, supponiamo Starna, ma non c'è il vino Starna, ci vuole quello meglio, il non c'è più Fantino, di non è se- il Fantino. Lui è Starna, è Fantino sì. Lei glielo dà il cavallo, No, perché vogliono i mezzi, quindi fatelo coi mezzi. quindi fatelo commercio. Ecco, questo è un po'. Lasciamo un po' a Starna i suoi 30 anni.